Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale, non parziale, totale dei debiti della pubblica amministrazione. Secondo la CGIA di Mestre, la pubblica amministrazione deve alle imprese la bellezza di 120 miliardi di euro. Ma in Parlamento il ministro Padoan ha annunciato lo sblocco di appena 13 miliardi, che sommati ai 27 stanziati dal governo Letta non riusciranno a saldare nemmeno un terzo del debito. Il pagamento della componente residua dei debiti pregressi della PA ha la finalità di mitigare le restrizioni sulla liquidità comuni a molte imprese. Fabbisogno complessivo delle amministrazioni pubbliche di circa 13 miliardi sempre nel 2014. L'Europa ci sta sanzionando perché non abbiamo trovato la soluzione strutturale a questo problema e secondo l'Europa la pubblica amministrazione deve pagare massimo entro 30 e 60 giorni. Invece da noi pagano addirittura 10 volte tanto, 5-6 volte tanto. Quali sono i tempi medi di pagamento? Al sud si parla anche di anni. Noi abbiamo fatto approvare un emendamento che chi vanta dei crediti della pubblica amministrazione e riceve delle cartelle esattoriali le possa compensare. Di fatto questo è ancora fermo perché manca il decreto attuativo, cioè il Ministero deve scrivere entro 90 giorni un decreto attuativo per rendere operativa la cosa. Parentesi, di decreti attuativi ne mancano ad oggi circa 800. E mentre il governo si occupa d'altro, in Italia ogni giorno chiudono 54 imprese, 2 ogni ora. Un'azienda su 3 in Italia muore proprio per i crediti che vanta dallo Stato. L'anno scorso sono fallite quasi 15.000 aziende per mancati pagamenti. Esattamente. Ne sa qualcosa Elena De Nobili, titolare di questa ditta edile di Marghera. Un'azienda che negli anni d'oro dava lavoro a più di 100 operai e che 3 anni fa, per non dichiarare fallimento, è stata messa in concordato preventivo per mancanza di liquidità. Così Elena ha aperto una nuova azienda e continua a lavorare sotto il controllo di un commissario nominato dal tribunale. 3 anni fa abbiamo dovuto dire ci arrendiamo, non possiamo sostenere questa situazione. Perché le banche non accettavano più allo sconto questi crediti, perché mi è stato risposto, mi ha detto ma bisogna sceglierli meglio i clienti. Beh, dico io, un cliente, lo Stato, voglio dire, più solvibile di così no. Insomma, la banca ci ha chiuso i rubinetti, ci ha detto questo cliente, i vostri clienti non sono più graditi. A Elena le commesse non sono mai mancate, ma gli enti pubblici per cui ha lavorato le dovevano quasi 500.000 euro e lei non è più riuscita ad andare avanti. Quindi queste sono tutte le attrezzature che avete messo in vendita? Sì. Voi sperate, vendendo queste attrezzature, di riuscire a saldare i debiti che avete con i creditori, con i fornitori? Certo che sì. Elena deve ancora incassare soldi per lavori fatti nel 2010 e nel frattempo con la nuova azienda il suo credito è cresciuto. Lei oggi quanti soldi deve prendere, deve ancora incassare? Sono 470.000 con la vecchia azienda. 470.000 euro? Sì. Più diciamo i soldi degli interessi di ritratto pagamento andiamo a 600 circa e altri 400 con l'azienda nuova. Quindi arriviamo praticamente a 1 milione di euro sì, che lo Stato le deve? Assolutamente. Qualche comune, mi dicono, ha liquidità per poter far fronte a questa attività. Purtroppo il patto di stabilità gli impone delle regole da cui non possono derogare. Quanto può andare avanti con questa azienda, con la sua azienda, se non dovessero arrivare ancora i pagamenti? Ci ha pensato? Ogni mese è un'incognita, ogni mese. L'economia reale dell'Italia non ha più alcun valore. L'economia non si fa con i miei operai che eseguono e costruiscono le opere e realizzano un qualcosa di tangibile. L'economia si fa con i soldi. Questa l'Italia che lavora percepisce. A 40 km da qui, nel Padovano, un gruppo di piccoli imprenditori si è dato appuntamento nella sede di Federcontribuenti per discutere proprio della difficoltà di fare impresa quando lo Stato non paga. Lo Stato non avrà mai i soldi per pagare nessuno. Se lo Stato è costretto ogni mese a fare dei 7-8 miliardi di euro nuovi in bot, CCT e quant'altro, e ogni 2 mesi aumenta di 10-12 miliardi di euro il debito dello Stato, lei mi dice dove li ha i soldi? Lei me lo può dire dove li ha? Lo Stato quando li vuole, li pretende, allora anch'io adesso li voglio e li pretendo, non fra 10 anni. Mi hanno creato 1,5 milioni di danni perché mio figlio ha dovuto vendere la casa e mia figlia è uguale, abitano con me, più ho la casa che dove abito è all'asta. Questo è l'Italia che lavora. Da noi nel Veneto si dice tanto che e ciacque non fa farina, cioè le parole non creano comunque da mangiare, ok?
Perciò il primo evasore in Italia attualmente, se vogliamo metterla così, è proprio lo Stato, che non rispetta comunque le scadenze con chi gli ha fornito i servizi e i lavori. Io avanzavo 5.000 euro, ho lasciato perdere, mi costava più di avvocato. Cioè ci ha rinunciato? Ho rinunciato, mi costava più di avvocato di causa che i 5.000 euro, e lo Stato 5.000 da me, 1.000 da un altro, 500 da un altro, si fa i soldi. Io ho lavorato anche 17-18 ore al giorno, no una, ho lavorato per tutta Italia, adesso mi sono rotto le palle. Scusa, e non pago più nessuno, perché poi io l'Equitalia me ne possono mandare le cartelle, non le pago più, ne ho una moto così a casa. Il problema nostro sono politici incompetenti ed incapaci e una burocrazia che ci sta soffocando, Lo Stato però quando viene da te ti massacra, ti distrugge, ti chiude, fa povertà. Non fa ricchezza, fa povertà lo Stato. Quando è da rispondere, rispondiamo noi in prima persona nelle nostre aziende. Io questa qui ce l'ho al lavoro, perché non ci si può trovare con 2 euro e mandare avanti un'azienda. Non ci si può trovare con 2 euro e mandare avanti un'azienda.